Un reparto aperto 24 ore su 24 per consentire ai genitori dei piccoli ricoverati di partecipare all'accudimento dei loro bimbi nati prematuri e per una maggiore umanizzazione delle cure anche dei pazienti più piccoli è arrivata al reparto di terapia intensiva neonatale del Cafoncello la marsupioterapia. Il bimbo viene posto a contatto pelle a pelle della mamma o del papà per periodi di almeno 2 ore, facilitando quindi il legame e l'attaccamento. Un'esperienza emozionante, come ci racconta mamma Fatima, che può ora tenere stretto il suo Khaled, nato di sole 26 settimane. All'inizio non potevo neanche toccarlo, potevo solo appoggiargli, toccargli la manina, e poi dopo un po', visto che era diventato stabile, me l'ha lasciato prendere. È stata un'emozione indescrivibile, perché comunque quando si è insieme, dopo essere stati separati ancora prima dei giorni, è stato molto bello. Alla fine mi sono anche commossa quel giorno. Anche tuttora, anche adesso, è bello. Anche lui è tranquillo, perché sente che è di nuovo tutto uno insieme alla sua mamma. Un'esperienza estesa anche ai papà. La sera, quando rientra dal lavoro, torniamo e se lo coccolo a lui. Questo contatto favorisce chiaramente l'attaccamento del bambino alla mamma in una situazione in cui purtroppo deve invece avere una degenza in un reparto intensivo per le problematiche correlate alla prematurità. Nella terapia intensiva neonatale del Cafoncello, terza in Veneto dopo Padova e Verona, vengono ricoverati ogni anno 400 neonati, 80 dei quali nati pretermine con un peso inferiore al 1,5 kg. Nell'ambito della prematurità però i bambini che sono quelli più fragili, quelli più delicati, sono quelli che nascono sotto il 1,5 kg e sotto le 30 settimane ed è soprattutto a questi che è rivolto questo tipo di cura. E i benefici si vedono. Vediamo che il bambino è più stabile, ha meno modifiche dei parametri vitali, della frequenza cardiaca, dello stato di ossigenazione ed è molto più tranquillo e calmo rispetto a delle situazioni invece in cui è solo nella sua culletta.